Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Va in partenza la prima corsa del convegno. Sono in pista i cavalli di 4 anni nel premio Octavia LB. In 9 il via dopo il ritiro di Attimo Ok. 1 Asiago Light, Patrick Romano, 2 Angelico, Luca Esposito, 3 Axel Nib, Maddalena Varsori, 5 Alex Trio, Giovanni Ghirardini, 6 Airone Kampf, Giancarlo Moretti, seconda fila 7 Arondesi, Matteo Zaccherini, 8 Adrenaline Go, Lucia Pasqualini, 9 Azzurra Gad, Michele Canali, 10 Alfredo Dipa, Otello Zorzetto. Si parte con problemi per Angelico e Axel Nib che va davanti in 1 metro. Dalla seconda fila sono molto più lesti rispetto a quelli della prima, con Alfredo Dipa che va a largo di Azzurra Gad, la quale è seconda alla corda. Poi Asiago Light, ancora Arondesi, mentre rimane all'esterno Alex Trio. Sbaglia lungo la prima Numero curva 10, Alfredo Dipa Alfredo che Dipa, lascia così Axel Nib in squalificato. vantaggio nei confronti di Azzurra Gad. Poi Asiago Light a precedere sempre Aaron Desi, con all'esterno Alex Trio, ancora Airone Kampf a precedere Adrenaline Go, il rimesso Angelico alla retroguardia. Primi 400 metri da parte del leader Axel Nib in 31,1. Ovviamente prende in mano più possibile Maddalena Varsori in Cyclial, figlio di Axel Black Jet, che si fa graduare all'avanguardia. Nei confronti di Azzurra Gad, che è sempre seconda alla corda, risale all'esterno Alex Trio, prova a mettersi in mezzo alla pista dopo l'errore Angelico. Terza alla corda è Asiago Light, chiuso quarto c'è Aaron Desi, alla retroguardia Adrenaline Go. Si viene al passaggio davanti alle tribune con una frazione comodissima in 32,8 per Axel Nib, che continua ad andare piano e nonostante ciò un paio di lunghezze nei confronti di Azzurra Gad. Asiago Light, all'esterno sempre Alex Trio con in terza ruota Angelico, poi ancora Airone Kampf. Il chilometro in 1,19,6, 15,7 per la curva di destra. Axel Nib che ora deve riallungare perché è riaccostato da Azzurra Gad. All'esterno sempre Alex Trio lungo la corda. Asiago Light non ha ancora trovato la destra libera per poter correre Aaron Desi, 16,1, anche la dritta opposta alle tribune. Si continua ad andare davvero pianissimo con Axel Nib che a 300 dalla conclusione prova a scappare da Azzurra Gad, poi ancora Asiago Light, Aaron Desi e Airone Kampf. L'ultima curva passata in 15,8 dal battistrada che viene in retta arrivo in chiaro vantaggio. Axel Nib in vantaggio nei confronti di Azzurra Gad, poi sbaglia Asiago Light, lasciando così Airone Kampf in lotta con Aaron Desi. Axel Nib che vince facile nei confronti di Azzurra Gad. Per il terzo Airone Kampf avanti a uno sfortunato Aaron Desi che non ha mai avuto spazio per correre. Misura intorno al 2,6, 1,19 il ragguaglio cronometrico per il successo di Axel Nib. Maddalena Varsori per Nicola Bortolotti, colori di Giusto Bortolotti, il successo del 4 anni da Axel Black Jet.